E allora iniziamo con lo studio sulla difesa nimzo-indiana. Andiamo a vedere le mosse che la caratterizzano. Quindi il bianco inizia con D4, il nero risponde cavallo F6, C4 e 6, cavallo C3, alfiere B4. Quindi, come dicevo, c'è questa inchiodatura fastidiosa per il bianco, perché in alcune situazioni, come vedremo in questo capitolo, analizzeremo la variante Samish, si verifica un'impedonatura e quindi questo lascia al bianco una cattiva struttura pedonale anche in ottica del finale. Infatti noi dobbiamo giocare le aperture pensando anche allo sviluppo del videogioco e comprendendo i finali tipici. Ora, all'interno di questo videocorso, verso la fine, vedrete che ci sarà anche una sezione dedicata al ripasso con dei memory booster che poi più avanti vi farò vedere cosa sono. E allora, iniziamo con la variante Samish che ha 3, quindi il bianco attacca subito l'alfiere in B4 costringendo il cambio e senz'altro è una decisione drastica, perché il bianco spende un tempo in apertura invece che svilupparsi per attaccare l'alfiere, quindi forza questo cambio e va un po' incontro a quel concetto che è l'economia dei tempi di sviluppo in apertura. Quindi non è una mossa che sorprende il nero, certamente, essendo che il nero ha l'interesse a prendere il cavallo, e quindi il bianco di fatto mette in discussione l'intera strategia del nero, confidando poi nella coppia degli alfieri e nell'ottenimento del centro tramite le spinte pedonali F3 ed E4. Questa insomma in poche parole è l'idea del bianco in questa variante. Quindi ne scaturisce una lotta strategica molto affascinante tra questi due piani diversi. Sono proprio due strategie opposte. Il nero giocherà contro l'impedonatura nel modo più concreto possibile. Quindi vediamo alfiere per C3, B per C3 e B6. Questa è una delle mosse più tipiche della nimzo-indiana, perché il nero vuole giocare con l'alfiere in fianchetto o in B7 o in A6 a seconda della variante, e quindi, come vedete, controlla il centro da lontano. Per esempio un alfiere che finisce in B7, vedete che controlla da lontano tutta questa diagonale, in particolare la casa E4 che vedremo è una casa molto importante. Il bianco, ecco, qua può rispondere con F3, quindi il bianco va a controllare questa casa importante per costruire il suo centro pedonale, ed è questa un po' la mossa che caratterizza la variante Samish, questo controllo del bianco con i pedoni, e il nero cercherà invece di giocare contro l'impedonatura. Molto bene. Questa è la partita tra Gutman e Taimanov, giocata nel 1975. Il nero ha risposto con cavallo C6, E4 e cavallo A5. Quindi, come vedete, il nero parte subito con l'attacco all'impedonatura. Quindi porta il cavallo in A5 che fa pressione, e poi magari può arrivare anche l'alfiere. Come vi dicevo, dobbiamo essere flessibili tra queste due possibilità che ha l'alfiere per svilupparsi. Ora, qua ci sono un po' di possibilità per il bianco. Cominciamo a vedere la più classica, ovvero E5, perché il bianco può pensare, appunto, dato che l'avversario non sta controllando il centro, io avanzo, conquisto spazio, conquisto un tempo perché attacco il cavallo, e quindi insomma solitamente questo tipo di mosse vanno bene in apertura. In questa situazione in realtà è un'imprecisione. Ora andiamo a vedere il perché. Il nero torna indietro col cavallo, perché vedete che rispetto a un'altra variante che vi mostrerò in seguito, la donna non può raggiungere la casa G4 e quindi non può attaccarci il re, l'arrocco, insomma, il lato di re. Quindi il bianco non riesce a trovare un vantaggio immediato insomma, dopo aver preso spazio e guadagnato un tempo.
allora magari gioca donna A4. Diciamo che questa mossa un po' si prepara al piano del nero, che è quello di attaccare il pedone doppiato, quindi portare l'alfiere in A6 e con il cavallo, vedete, fare pressione qua. Cavallo E7, alfiere D3 e alfiere A6. Ora abbiamo capito che questo è il piano tipico del nero in questa struttura e qua ci sono due possibilità per il bianco per terminare lo sviluppo. Una è cavallo H3 e l'altra è cavallo E2. Vediamo per esempio cavallo E2, che sembra la mossa più naturale, portare un cavallo al centro. Qua il nero può giocare a rocco e dopo a rocco D6, perché la strategia del nero è fissare i propri pedoni sulle case scure, essendo che ha l'alfiere campochiaro, quindi giocare in questo modo. Ricordatevi di costruire insomma questa specie di falange pedonale, tutti i pedoni fissati sulle case scure, perché così fissiamo i suoi pedoni e soprattutto adesso il pedone in C4 vedete che non ha alcuna possibilità di muoversi, anche perché è inchiodato. Quindi andiamo a fissare una debolezza, questo è un altro concetto importante. Alfiere 3, presa, presa e torre C8. Il nero ha cambiato in D4 permettendo la spedonatura e adesso insomma si è aperta anche la torre contro questo pedone debole. Torre C1, D5 e il nero è in netto vantaggio. Direi che guadagna un pedone, perché questo pedone è inchiodato, c'è l'alfiere dietro, quindi non ci sono più modi per difenderlo e finalmente il nero va a guadagnarlo. Quindi questa è una possibilità che dà al nero già un grandissimo vantaggio, quindi mi raccomando fate una fotografia mentale a questa struttura e a ecco, la strategia per come attaccarla. Adesso vediamo cavallo H3, la mossa giocata da Gutmann. A rocco. Io qua ho inserito anche alfiere G5. Non vi dovete assolutamente ricordare tutte queste varianti, queste sottigliezze, però secondo me è utile almeno vederlo, no? Cercare di capirlo per ricordare le idee principali. Non ci sono in realtà varianti da memorizzare in questa linea, però vediamo una possibilità per difenderci dall'inchiodatura. Possiamo fare per esempio H6 per interrogare l'alfiere e adesso D6. Perché questa mossa? Perché prepara un astuto tranello posizionale che ora vi mostro. Per esempio se torre D1, per esempio cambiamo le donne, perché la sua donna è l'unico pezzo che difende il pedone debole in C4 assieme all'alfiere. Noi però abbiamo due attaccanti, quindi se gli cambiamo la donna probabilmente questo pedone cade, o perlomeno insomma se venisse spinto vedete che il nero ottiene quello che vuole dall'apertura, quindi cambiare gli alfieri campochiaro. Questa è una delle grandissime strategie fondamentali da ricordare in questa variante, cambiare gli alfieri campochiaro, perché molto probabilmente saranno le case chiare, le case deboli. Quindi andiamo a vedere per esempio questa possibilità. Cavallo G6, alfiere F2 e per esempio anche solo questo scambio, guardate che brutta struttura pedonale ha il bianco, con anche l'alfiere cattivo. Tutti i pedoni sono posti sullo stesso colore di casa dell'alfiere, quindi il nero gioca sul colore di casa opposto, sulle case chiare, che sono molto deboli, insieme a tutti i pedoni. Quindi questo è solo un esempio per farvi vedere le possibilità anche nel finale contro queste strutture deboli. Proseguiamo con la partita. Vediamo a rocco. H6. Comunque è sempre bene evitare di subire un'inchiodatura, quindi è una mossa buona. Cavallo F2 e D5. Quindi ancora una volta riproponiamo la stessa strategia, cerchiamo di cambiare gli alfieri. Quindi per esempio se adesso il bianco prende in D5, dopo questo cambio, donna per,
vedete che ancora una volta abbiamo il controllo delle case chiare. Al bianco rimane questo brutto alfiere abbastanza inutile, e di conseguenza noi qua possiamo pensare anche di entrare in un finale per diminuire i rischi legati a mantenere troppi pezzi sulla scacchiera. Insomma, non si sa mai come la partita può andare a finire. Quindi se noi qua cambiamo le donne ci assicuriamo un vantaggio a lungo termine per il finale. Per esempio dopo donna per, cavallo per, qua ho inserito questa analisi perché mi sembra istruttiva, non perché dovete ricordare chiaramente in partita queste possibilità. A livello concettuale però è importante, quindi cerchiamo di anche ancora una volta fare una fotografia mentale al blocco sulle case chiare dei cavalli. Torre C1, A5. E questo è un finale molto molto vantaggioso. Il nero ha un netto vantaggio posizionale. Diciamo, dopo una mossa come A4, che comunque può venire spontanea, avanzare su casa chiara, qua il nero può crearsi un pedone passato lontano, con torre B8 e B5. Perché vedete che dopo questo cambio il nero ha un pedone passato lontano, che è un vantaggio nel finale. Quindi vediamo per esempio la fine di questa analisi, che mi sembra interessante per capire le possibilità pratiche dei giocatori di Nimzo Indiana nel finale. Il nero qua avvicina il re e poi ancora una volta andiamo a eliminare il difensore. In questo caso il difensore, il bloccatore del nostro pedone passato, il cavallo. Quindi cambiamo. Attacchiamo la torre, così si deve spostare e cominciamo la nostra avanzata. Vedete? È una strategia basata quasi esclusivamente sulle case chiare. Vedete, guarda che bella posizione. C'è un blocco totale sulle case chiare. E poi diciamo per vincere a un certo punto dovremo fare qualche scambio. Ecco, diciamo, spiegata la mossa C5. Dopo questo scambio ci attiviamo la torre e insomma la posizione qua è stravinta per il nero, perché c'è questa inchiodatura, c'è il pedone passato, le torri sono legate. Possiamo concludere qui l'analisi di questo finale. Però passiamo alla partita in esame, quindi Gutman-Taimanov. Il bianco giocò C5 e il nero, vedete, installa un alfiere sulla casa dell'avamposto in C4. Così se il bianco prende, noi siamo già pronti a sostituire col cavallo. Torre B1, C6. C6 è una buona mossa, altrettanto interessante sarebbe stato donne 8 per cambiare le donne, ancora una volta. Diminuiamo i rischi se entriamo in finale, soprattutto nella variante Samish, dove il bianco è impedonato. Quindi C6. Qua il bianco decise di provare a contrattaccare sull'autodire con G4, ma vedremo che non ha portato nessun effetto. Addirittura qua il bianco ha sacrificato un pedone e dopo il fiere B3 la donna è in trappola, quindi deve dar la torre. Quindi in gergo diremo che il bianco ha dato la qualità, perché poi il nero, vedete, recupera con la forchetta. E qua con la torre contro l'alfiere la posizione è ampiamente vinta per il nero, tuttavia c'è modo e modo per vincere. Insomma, se qua noi vogliamo evitare che l'avversario magari ci attacchi con questi pedoni, possiamo bloccarli con F5. E ancora una volta questa mossa la vedremo spessissimo nel videocorso, perché è la risposta corretta quasi sempre a F4, perché portiamo un pedone sulla casa chiara e quindi facciamo un blocco. In questo caso vado un po' più rapidamente, vi faccio vedere come ha vinto Taimanov contro Gutman. Ha parato l'attacco, vedete, molto facilmente, e poi ha sfruttato il re debole, insomma, del bianco. Qua Gutman ha abbandonato, sta per arrivare F3, F2.
Quindi questa è la prima parte del videocorso, quindi stiamo analizzando la variante Samish con A3 e in questo primo capitolo abbiamo approfondito la spinta in E5 all'ottava mossa, quindi se ci fanno subito perdere un tempo muovendo il cavallo, ma non è un problema, spero che abbiate capito il perché.